Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Un carico di mezzo quintale di cocaina proveniente dal Sud America è stato sequestrato a Gioia Tauro. La droga era nascosta all'interno di un container carico di cacao proveniente dall'Ecuador e diretto in uno scalo europeo. Il carico è stato intercettato nell'ambito di un'operazione congiunta degli ispettori della dogana del porto calabrese e della Guardia di Finanza. Le indagini dei militari della Guardia di Finanza sono coordinate dalla Procura di Palmi. Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente, è arrivata alla sua 12ª tappa ed è sbarcata a Crotone per monitorare lo stato di salute delle coste e delle acque, ma anche per premiare i comuni più attenti all'ambiente e promuovere le aree marine protette. Tra i dati forniti, gli 800 fabbricati abusivi a Isola Caporizzuto sulla costa che rientra nell'area marina protetta e i 75 manufatti illegali nell'area archeologica di Capocolonna, nonostante la confisca. È stato presentato nel Palazzo della Provincia di Reggio Calabria il decalogo di consigli per chi usufruisce del mare nella stagione estiva. Prevenzione e informazione le parole d'ordine nell'attività svolta in sinergia tra l'ente intermedio e la direzione marittima. Il volantino informativo ideato dalla Provincia Reggina e dalla direzione marittima è stato adottato anche dalle altre province calabresi e creato in 3 dimensioni, da affiggere negli stabilimenti balneari, da distribuire nelle spiagge e da attaccare agli ombrelloni. Teresa Cortese è la nuova coordinatrice Italia dei Valori di Crotone, eletta per acclamazione con una sola astensione. Ad aprire il dibattito è stato Emilio Candigliota, coordinatore provinciale. La chiusura è stata affidata al consigliere regionale Emilio De Masi. Sono stati proclamati i componenti del coordinamento, che sono Antonio Spanò, Roberta Nicoletti, Giuseppe Iorno, Adelina Scorza, Ruggero Vrenna, Lauretta Riolo, Giuseppe Iacometta, Fabio Riolo e Rita Mattiello. Ha raccontato la Calabria con una sfilata Claudio Greco, stilista e artista calabrese che ha presentato la sua collezione Tra terra, cielo e mare. 3 mesi di lavoro hanno portato alla luce 14 abiti, fatti di tessuti semplici come il cotone, il lino e l'aiuta, che trasmettono la forza della terra calabrese. Veli, reti e colori invece rappresentano il vento che soffia dalla Sila al mare e porta con sé tradizione, cultura e forza. L'omaggio alla sua terra d'origine si conclude con un vestito per ogni provincia. Si apre oggi con l'inaugurazione del campo polivalente la 5ª edizione dell'estate a Santo Stefano d'Aspromonte nel Reggino. Da oggi e sino al 26 settembre sono infatti previste una serie di iniziative culturali, musicali, sportive, teatrali e artigianali che animeranno l'intera vallata del Gallico. La maggior parte delle manifestazioni si terranno a Gambarie, ma anche a Santo Stefano e a Mannoli. Tra gli appuntamenti musicali Fiorella Mannoia, il trombettista Roy Paci e Massimo Di Cataldo. Il corposo programma del Peperoncino Jazz Festival 2010 è stato presentato ieri nel Palazzo della Provincia di Cosenza dall'assessore Pietro Lecce e dal direttore artistico Sergio Gimigliano. La kermesse estiva, giunta alla 9ª edizione, è in programma dal 16 luglio al 25 agosto nelle più belle località della provincia Abruzia e coniuga grande musica, enogastronomia e cultura sotto il segno del peperoncino. Ben 25 sono i paesi coinvolti dal festival. Oggi e domani tocca Scalea.